Mancano giudici. L'appello arriva dalla Confartigianato della Marca Trevigiana a commento di numeri contenuti nel quarto rapporto sulla giustizia in Veneto, che fotografano un primato negativo di Treviso. Infatti ciascun giudice trevigiano è chiamato a farsi carico di 1836 realtà produttive, in una classifica che colloca la provincia al primo posto fra quelle venete. Parliamo di un primato negativo che la Marca mantiene anche considerando il rapporto tra giudice per numero degli abitanti, uno ogni 18.496, a fronte di una media veneta di un giudice per 13.482 abitanti e una nazionale di 1 a 8.932. Elementi che, secondo il presidente dell'associazione Vendemiano Sartor, rendono la riforma della giustizia civile un tema di stringente attualità nel periodo post-Covid, un elemento centrale per ripensare uno sviluppo della Marca trevigiana. Relativamente al solo ambito civile, infatti, a Treviso opera un magistrato ogni 23.363 abitanti. Ciò vale a dire più del 55% rispetto alla media nazionale, e uno ogni 2.319 imprese, che corrisponde a più del 53% sempre rispetto alla media italiana. Rispetto alla scopertura dell'organico, in provincia si contano solo 38 giudici civili, di cui 26 ordinari e 12 onorari, contro i 46 previsti in pianta organica. La crisi Covid, conclude Sartor, deve diventare l'occasione per imprimere un'accelerazione ad alcune prassi e modelli organizzativi della giustizia da applicare in futuro, come per esempio il consolidamento della digitalizzazione del processo. Per quanto riguarda la Marca, è urgente per le realtà produttive e i cittadini che gli organici della giustizia vengano celermente implementati.